Su caso decadenzia chi pertocca sa presidente della regione Alessandra Todesi chi ta pesare discussione in sa politica regionale. Approvata sa legge Sarvadomo, su Consiglio regionale ha votato una mozione nuova proposta dai su capogruppo del suo partito democratico Roberto De Riu, che impinna sa giunta a presentare un altro ricorso a sa Corte Costituzionale che punna a pesare un secondo conflitto di attribuzione entre potere desi Stato, questa volta legato a sa sentenza del suo Tribunale Ordinario de Castello emetti su 28 de maio. L'approvazione della mozione vatta senza discutere meda in aula non è sta gradia a sa opposizione. Sorzuzze sana respinto l'impugnazione avanzata da presidente Todde contro l'ordinanza e ingiunzione di su collegio regionale de garanzia in sa Corte di Appello de Castello che ha abboccao a pizzo irregolaridades in sa rendicontazione desa spese elettorali e pediusa decadenzia desa presidente. Isettande sa pronunzia desa consulta pro su primo ricurso su 9 de tribulasa, bessa ipotesi chi sa Corte poda decidere de transire sa settia per affrontare pari ambos ricursos. Sa giunta regionale comma 30 dies de tempus pro attivare su procedimento nuovo. In sintesi sa presidente ha annunziato l'idea di ricorrere in appello e si bessu bisogno di arrivare in Cassazione. Ma un altro conflitto di attribuzione pesato da sa regione zai a esame desa Corte Costituzionale che ha dare su parre suo su 7 de Santu Gabine in merito a sa autorizzazione statale pro sa valutazione de impatto ambientale con sede al su Ministero dell'Ambiente in materia de impiantos pro energia rinnovabiles. In Sardegna, il dottore de famiglia in pensione poden esichire a traballare in sos ambulatorios straordinarios de continuidade assistenziale e stannare scussos progettos de sa ASL naschior belle 2 anni fachete pro dare risposta a sas areas de su territorio chi no ana su dottore de base. Su Consiglio regionale difatti s'ha approvato la proposta de legge de modifica a sos disponimento de su 2023 su provvedimento a permettere a sos dottores in pensione di esichire a traballare vinza da sa cabu de sa. Una decisione arrivata surtimata a casi scadenzia vipro su 30 e lampadas. Contenta sa presidente della Commissione Salute Carla Vundoni, che vinza s'opposizione ha risposto compatta a un tema importante. A postir del suo voto su consiglieri del suo Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas, a che tornare grazie al sorduttore de famiglie in pensione che hanno deciso di aderire a sos progettos isettande che diano sos ingarrigos a sosi specializzao novoso. A primor de lampadar difatti in Sardegna Barantachimbe dottore de famiglie arzovanos che hanno accabato su percorso di specializzazione e di andare per assistere dai sor 22 a sos 30.000 pazienti sempre scritto ottus a barren in Sardegna. Ma in merito a questa decisione besso ricorso a sa Corte Costituzionale del suo governo presentau in Santu Gabine dell'anno passato. In Sardegna Susambene non basta mai, siamo favedande di una mancanza cronica che cada anno torna puntuale, a fronte de belle chente de che mizza unidades chi bisonzano a sanun sin de collini belle 80 mizza e non bastano. Una mancanza che pone in pericolo la capacità del suo sistema sanitario di garantire terapia salvavita a un upore de pazientes. In passato la mancanza de Sambene si intendia mescamenti in istiu, ca ba prus calore, ca bisogno prus incidentes stradales, ca sono meda sos turistas chi travican in sos caminos nostros. Oie, su bisogno de Sambene però non è prus una questione stagionale, ma uno bisogno fittiano chi richiede azione in su tempus de profettu. E per cussu si pediti a sor cittadinos de donare su Sambene, un atto che va che bene a chi riciviti, ma peri a chi lo vachete. Claudio Gulisano, in custodia cautelare in carcere dai su 30 de Natale, a barra sonico indagato pro sa morte de su babbo e de sa mamma Luigi Gulisano e Marisa Dessì su 0 de su chimbe de Natale 2024 in s'appartamento Issoro de Luga Ghibli. A postir de 6 mesi in sas indagini desa Procura de Castello pro duplice omicidio volontario come interveni su tribunale. A stabilire commente pro itte su un mortor maride muzzere non ha esse sprus spezzi sos consulenter des APM e sos carabinieri des URIS. Sa zuzze pro sas indagini preliminares Ermengarda Ferraresi ha disposto un incidente probatorio su de che 8 de lampadas affidandesi in garrigo a peritor super partes. Sana deppes concentrare su prasorario desa morte a fondamento
condannamento delle accuse contro Claudio Gulisano, 43 anni, figlio minore desor mortoso. Due ipotesi, presos consulente desa PM Allieri, su dottore legale Roberto De Montis e su tossicologo Giampiero Cortis est un avvelenamento con nitrito di sodio. Surissi invece favellata de asfissia. S'azzuzze Ferrarese attacco istanzia desa difesa e ha nominato due speritor de su tribunale Rita Celli, dottore legale, Claudio Medana, tossicologo, che hanno per stabilire se la morte è scapitata in momenti diversi, se è stata causata e in caso di avvelenamento chinitte. Sos inquirenti spesso hanno chiso movente siate economico, ma s'avvocato de Gulisano su talini attacchi Claudia ha iato un reddito vinces a su 2024, che è mere di Edoardo Ommoso e chi sa muzzere ha un traballo instabile. Sa rete ferroviaria è abbastanza a Nugo resta una priorità. All'unar eurodeputato e membro della Commissione Europea Trasportos Giuseppe Lupo in sintesi di una doppia organizzata una paia di erfacche del UPD pro Einstein Telescope. In più di garantire in pinno suo prova che arrivare tutti i documenti al Parlamento Europeo, Lupo ha dato a ischire di espedire risposte urgenti e in maggio in Bruxelles all'amministratore delegato del gruppo ferroviario del Stato Stefano Donnarumma. Contentos su comitato Trenitalia Nugoresu impinnao de Belle Decanos in sa questione e sa CISL de Nugoro. Lupo ha per sottolineato che sa Nugoro Basanta è parte di un disegno più ampio per ammaniare su territorio su disafio des Einstein Telescope.